Siamo con la signora Silvana Di Stefano di Porto Empedocle, che ci vorrà oggi raccontare una storia sulla sua pelle, una brutta storia, al fine anche di fare un appello a tante donne di parlare. Ecco, quello che è successo a lei evidentemente può succedere anche a tante altre sue colleghe. Ma ci spieghi sinteticamente che tipo di violenza lei ha subito? Ero fidanzata con un uomo, se uomo si può chiamare, che a lungo andare praticamente si è manifestato per quello che è. Un uomo vile, un vigliacco, diabolico. Ha preso il mio profilo da Facebook, quello vero, e l'ha modificato in una maniera tale da far credere che io fossi una prostituta, una poco di buono, una puttana, una troia, per come dice lui. Mi dispiace dire queste parole perché non è mio costume. Comunque, un uomo che ha pensato solo di danneggiare me, la mia famiglia e principalmente mio figlio, perché io ho un figlio disabile di 27 anni. E ha messo nome, cognome, indirizzo, la via dove abito, ha detto pure qual era la mia macchina, venitemi a trovare, io sto in questa via. Infatti alcuni uomini depravati come lui si sono azzardati a venire a casa mia e grazie a Dio e grazie alle istituzioni, perché mi sono rivolta subito alle istituzioni che mi hanno aiutato tantissimo e sono venuti immediatamente e hanno cercato di chiarire loro la situazione qual era. Io faccio un appello a tutte le donne che pensano di avere uomini, tra virgolette, normali. State attenti, perché l'uomo quando è troppo attaccato o troppo geloso, questo non è amore, questo è solo possederti ed è violenza sulle donne, come l'ho avuta io e mio figlio che mi ha toccato il cuore. E non posso sopportare che questa persona possa restare libero di fare quello che vuole oppure prendere altri profili, perché ne ha creati 5, e dico 5, tra cui anche un profilo maschile di un uomo di Porto Empedocle, e questo lo posso dire, Giovanni Salemi, che non esiste, ed è lui dietro questo profilo. Mi ha fatto tanto male e non sono qua per giustificarmi, sono qua per avere una soddisfazione personale, perché questi tipi di uomini che hanno problemi anche sessuali, perché un uomo che ti ruba un profilo e per 45 giorni fa le veci tue, incarica o chiede amicizie a uomini, dicendo pure loro di manifestarsi e di farsi vedere le parti intime. Non so se mi spiego, non so se viene considerato un uomo oppure una bestia. E lui per me è solo una bestia. Non lo chiamo animale perché è troppo lusso essere chiamato animale. Al più presto spero che la magistratura possa andare avanti e veramente fargliela pagare per tutto quello che ha fatto a me e a mio figlio. Mi ha toccato l'anima, solo così potevo arrivare a questo punto e non mi fermo finché lui non avrà la giusta punizione. Avvocato Aiello, lei ha assistito la signora, ecco qualcosa in merito? Sì, la signora io intanto la conosco da 20 anni, da 30 anni, avevo visto questo profilo, la contattai dicendoci ma che stai combinando? Nel momento in cui la contattai lei mi disse guarda sto passando le pene dell'inferno e quindi mi venne a trovare allo studio e affrontammo questa situazione, abbiamo affrontato questa situazione con i carabinieri a cui va il plauso perché sono stati determinanti in questa fase, in questo inizio di indagine, che si sono dedicate alla signora anima e corpo. E un ringraziamento va anche al pubblico ministero che anche lei ha capito il momento che la signora Di Stefano stava attraversando. Eravamo tra l'altro a ridosso della vicenda di Naro, per cui la signora era anche terrorizzata perché gli arrivavano minacce di morte, oltre agli insulti, oltre alle offese, oltre a quello che ha dovuto subire dagli uomini che avevano recepito questo messaggio da Facebook e si presentavano sotto casa della signora per
per avere prestazioni sessuali. Per fortuna il pubblico ministero ha compreso il momento e ha preso i provvedimenti che la legge gli consentiva di adottare. Adesso ci sarà un processo e vedremo le responsabilità di questo signore. Le accuse sono di minaccia, sono di violenza, sono anche di estorsione, perché ha chiesto dei soldi in cambio del fatto di offuscare il profilo. Ci sarà un processo e come garantisti aspetteremo l'esito del processo. L'unica cosa che volevo dire è a tutte le persone che utilizzano i social: state attento quando scrivete, state attento, perché ogni parola diventa una pietra e provoca poi delle conseguenze che sono di carattere giudiziario, ma poi anche di carattere familiare, per cui pensateci 50 volte prima di scrivere stupidate sui social.